Martino Mastinu, detto El Tano, è figlio di emigrati, sardi in Argentina nel 49 nasce a Tres Nuragues, 20 anni dopo operaio navale a Buenos Aires. Lavoro duro, la paga è bassa, ricattano i padroni, scarsa la sicurezza, scioperi, blocchi della produzione, El Tano è sempre in testa all'agitazione. Son Maria, son la mamma di Martino, parlo sardo, italiano e castigliano. Ho passato l'oceano negli anni 50 per pane e lavoro, ma ero contenta. Vivevo con gli amici di paese, gente da mezzo mondo nel nostro quartiere. Martino esce al mattino e quando torna alla sera porta gli avanzi della mensa ai bambini di strada. Chi non conosce il Tano nei cantieri navali non ha mai partecipato alle lotte sindacali. Fianco a fianco in un posto dove costava 3 vite umane costruire una nave, vincendo la battaglia per la riduzione della giornata di lavoro di 12 ore. Nel 76 golpe militare, 3 generali al governo del paese. Cala la notte per 1000 studenti, operai, insegnanti, giovani dissidenti, migliaia e migliaia che vanno a sparire. Chi chiede, chi parla, fa la stessa fine. Chi era impegnato a scuola o lavoro finisce dentro un buco nero. Silenzio, paura, angoscia e terrore per paralizzare la popolazione. Hanno preso Martino alle 11 di notte, 4 militari con calci, pugni e botte, un cappuccio in testa e la destinazione, un centro clandestino di detenzione. L'ho cercato ovunque, non risultava niente, caserme e questure negavano sempre, ma sono tornati a casa a spaventarmi e si sono seduti e han preteso il caffè. Han preteso il caffè, uno aveva il vestito che indossava il Tano quando l'hanno rapito, e quando l'hanno rapito l'hanno portato in una stanza. La corrente elettrica non era abbastanza, scariche di va, più scariche di pugni, più urlava basta e più andavano avanti, più aveva voglia di raggiungere gli altri 30.000 in fondo al mare. Il mio nome è Scilingo, io ho fatto il mio mestiere militare. Di una giunta militare ho rapito bambini appena nati per darli in adozione alle famiglie dei graduati, per non lasciare tracce. 20 prigionieri ogni mercoledì caricavamo sugli aerei, li lanciavamo ancora vivi dentro il mare. Sono un militare, io ho fatto il mio dovere. Alle 3 del pomeriggio, armata di coraggio, con le altre madri sono in piazza del Maggio. Urliamo memoria, giustizia e verità sotto il palazzo delle autorità. Siamo mamme e nonne e camminiamo in tondo, facciamo questa strada per raccontare al mondo quel che chiamavano purificazione, il genocidio di una generazione. Alle 3 del pomeriggio, armata di coraggio, con le altre madri sono in piazza del Maggio. Urliamo memoria, giustizia e verità sotto il palazzo delle autorità.